Oggi siamo qua con Don Palmiro Prisutto, che è un po' l'emblema, forse anche la persona che in un certo senso si è anche esposta maggiormente nel corso degli anni in queste zone. Lo scandalo grave è stato questo, che il signor Garrone, petroliere italiano, cercava un luogo dove fare una raffineria e ha girato la Sicilia. Prima pensava di farla a San Vito Lo Capo, a San Vito Lo Capo dissero no grazie, preferiamo il turismo. E allora si poteva mai pensare che Siracusa avrebbero avuto campo libero? E invece, d'accordo con i sindacati politici, Garrone riuscì a ottenere il consenso per costruire qui la sua raffineria. Dobbiamo dire che il consenso per costruire la raffineria venne dato dai politici all'epoca con una serie di tangenti che andarono all'incirca sui 2 miliardi di lire. Eravamo negli anni 70 e quindi tutti i partiti di qualunque estrazione e i sindacati ottennero praticamente dei compensi per dare questa autorizzazione. Problema, man mano che la raffineria andava avanti, ovviamente l'aria qui diventava irrespirabile e la convivenza diventava insostenibile. E allora si decise di costruire una città satellite a Floridia dove, tra virgolette, deportare gli abitanti di Maria de Melilli una volta che da qui sarebbero stati portati via. Al che gli abitanti di Maria de Melilli dissero ma non solo ci mandate via dalle nostre case, ma addirittura ci imponete di andare a vivere lì. Facciamo una cosa, noi sgomberiamo le case, voi ci date i soldi per comprarci la casa dove vogliamo noi, e molti si trasferirono a Priolo e a Siracusa e quindi praticamente una volta ottenuto i soldi dell'indennizzo per acquistarsi la casa, sgomberavano la casa e l'indomani, fatto il trasloco, veniva la ruspa e abbatteva la casa. E così una casa dopo l'altra tutto il paese è stato distrutto. Qualcosa è rimasto, ma ovviamente questa è una delle grandi vergogne a livello nazionale sicuramente, di come non si tiene conto di quello che è la presenza delle persone sul territorio, e questo è accaduto, ricordiamocelo bene, dopo il disastro di Seveso. Dopo il disastro di Seveso si stabilì che non si potevano costruire industrie inquinanti, insalubri accanto ai centri abitati. Qui è successo il contrario, c'era il centro abitato, hanno costruito la raffineria, alla fine ha dovuto sloggiare la popolazione. Cioè praticamente è l'assurdo. E così questo è diventato il paese fantasma. Qua l'inquinamento ha vinto, qua i soldi hanno vinto, perché l'ultimo abitante a cui è stato dedicato un murales che possiamo vedere proprio su una parete della sua storica abitazione, nel 1992 venne ucciso